Che perfezione, in orario. Mamma mia. Manco gli svizzeri. Anche perché gli svizzeri stanno perdendo adesso, quindi noi ormai non perdiamo e non vinciamo, quindi okay. Dovrebbe essere tutto a posto. Vediamo un po'. Okay, sì, tutto a posto, perfetto. Buonasera Massimo, buonasera. Buonasera Matte, un bacione, buonasera Marco, buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera Stefano, buonasera a tutti. Come state? Tutto bene? Buonasera Federico. Tutto bene ragazzi, tutto a posto? Tutto bene dai. Meno male Matte, meno male. Marco guarda, ho visto giorni decisamente migliori, quindi fa diciamo che sto bene dai. Oggi bene, domani non so. Giustamente, giustamente, ci sta. Come risposta ci sta. Oh, questa di risposta mi piace. Questa di risposta è molto, molto bella. Veramente molto, molto bella. Ehm, Ragazzi, oggi ci dovrebbero essere anche degli ospiti. Non so se arriveranno, però ci dovrebbero stare. Ciao Alessandro, grazie mille. Grazie. Oddio, per definire me grande ce ne vuole, però grazie. Assolutamente. Ci puoi mettere la mano sul fuoco, Marco, ci puoi mettere la mano sul fuoco. Esatto, esatto Matte, esattamente, esattamente. Lo so Federi, ormai guarda sono sicuro che, parte della colpa della mia caduta di capelli sia dovuta anche al Cagliari, Te ce scherzi, ma lo stress che te causa il Cagliari è forte. Poi mettici anche il fatto che c'era proprio una predestinazione nel fatto che io diventassi pelato prima o poi. O meglio, io non cioè, non è che diventavo pelato, io me stavo a stempià qui. Quindi mi sarebbero venuti i capelli de Costanzo praticamente, de Maurizio Costanzo. Visto che a 26 anni fa un po' brutto avecci quel tipo de capelli, ho deciso appunto de levà tutto. Ma noi Patrizio non c'abbiamo gli stessi colori della Svizzera, però molto probabilmente potremmo tranquillamente perdere 4-1, quindi così sono alla Maranno o alla Giulini, dipende. Magari li ho fatti proprio in onore di Giulini. Comunque, ragazzi io vi dico che, inaspettatamente, all'improvviso, YouTube ha avviato una cosa che secondo me è fantastica, ovvero i sondaggi. Quindi io direi di cominciare subito a farne uno. Quindi io vi chiedo questa domanda. Oddio, allora, vediamo un po' se funzionano. Sono curioso di vedere se funzionano. Così, vediamo un po', vediamo un po', sono molto curioso. Intanto ciao a tutti i nuovi entrati, ciao Gabriele, ciao Matte, ciao Luca, ciao a tutti ragazzi. Allora, cosa ne pensi dell'esonero dell'allenatore del Genoa? Giusto, giusto, l'avrei fatto anch'io. L'avrei fatto anch'io, come lo farei per esempio anche con Liverani.
Ma te domani niente Nandez e Rog, come la vedi Miro? Come la devo vedè? Male, male, ma non perché manchino Nandez e Rog, ma perché proprio a prescindere da chi scende in campo io la vedo molto male, molto male. Domani credo sia l'ultima spiaggia per Liverani, se perde stavolta salta davvero, ma me lo auguro, me lo auguro. Domani la vedo male, non sei l'unico Luca, fidati. Mamma mia Federico, quanto è vero. Liverani adesso c'ha un culo allucinante, c'ha veramente un culo allucinante, perché se non fosse per le cappellate degli altri, non si sa quante volte avremmo perso. Vincere o vinceremo o pareggeremo come al solito. Beh, stando a quello che è il resoconto del Cagliari, la prossima partita io vi dico, se fate la schedina, giocatevi come risultato esatto il 2-2, perché sono 5 partite che pareggiamo. Abbiamo cominciato con un 1-1, poi abbiamo fatto un 2-2, poi abbiamo fatto di nuovo un 1-1, poi di nuovo un 2-2 e l'ultima è finita 1-1 col Parma. Quindi la prossima finirà 2-2. Quindi o ve giocate il risultato esatto o comunque X più multigol 2,5 e andate sul sicuro. Poi ragazzi, io come allenatore sinceramente io mi terrei anche Liverani paradossalmente, non è l'allenatore che cambierei, ma il presidente. Ehm, Perché è quello che secondo me è il problema principale, è il presidente. Poi come allenatore ci può essere chiunque. Io c'ho proprio un amore viscerale per Ranieri, però io mi auguro che non arrivi, ma proprio per il bene del mister in sé. Non non può tornare Ranieri. Buonasera Robert. Liverani verrà esonerato dopo la terz'ultima giornata e dopo il rinnovo, perché farà come Di Francesco, quindi prima gli facciamo il rinnovo e poi lo esoneriamo. Ma non possiamo cambiare il press, chi li tira fuori 60, 80 milioni per il Cagliari? Ehm, Qualcuno secondo me che li tira fuori c'è, secondo me c'è, perché comunque lasciando perdere la serie in cui gioca il Cagliari, Cagliari è un nodo molto, molto importante, commercialmente parlando. Forse l'unico a venire potrebbe essere Zenga. La vedo difficile visto come si è lasciato con Giolini. La vedo molto difficile. No, se ne andrà prima o poi Matte, secondo me se ne andrà. Canzi vince la C quest'anno. Sta facendo molto bene col Pontedera. Esatto Federico, e paradossalmente per quanto io ami Ranieri sono contento che non arrivi, perché si andrebbe a rovinare il ricordo che c'è di Ranieri e non ne vale la pena. Ciao Vale, un bacione Vale. Sinceramente non mi fa nessun effetto sia che perda sia che vinca, mi hanno svuotato la passione che avevo, può arrivare anche Gesù Cristo che non cambia nulla, pippe sono e pippe rimaniamo. Ma secondo me non è nemmeno tanto il fatto di essere o meno pippe, perché, presi singolarmente i giocatori secondo me non lo sono. Però abbiamo tutti e 2 lo stesso problema. Anche a me mi hanno completamente svuotato, completamente. Ovviamente ragazzi se viene esonerato Liverani state certi che arriva Lopez, sicuramente. Marco, hai ragione, cioè, serve anche quello. Tanto terminiamo qua il sondaggio, vediamo un po'. Oh, 22 voti e il 45% ha detto che vinceremo. Curioso, curioso, non me l'aspettavo, molto curioso come risultato. Molto curioso.
Stavo dicendo, non basta semplicemente non andare più allo stadio o quant'altro, però quello potrebbe influire a portarlo a vendere. Se ci va bene la finiremo a farci un altro anno in B con la Juve. Ragazzi, la Juve non retrocede, state tranquilli. Anche perché non stiamo andando a cioè, quello per cui la Juve è accusata non è illecito sportivo, quindi non sarà prevista una retrocessione secondo me. Gli toglieranno parecchi punti in classifica probabilmente, ma retrocede non retrocede. Condivido appieno questo commento, Emanuele. Esattamente Alessandro, esattamente. Mi hai tolto le parole di bocca, proprio. Tra l'altro poi, cioè, ci stavo ripensando, poi vi leggo alla scorsa partita col Parma. Cioè, vi rendete conto che ha fatto entrare Lella a 30 secondi dalla fine? Cioè, ma che cazzo di cambio è? Come fai a mettere Lella a 30 secondi dalla fine? Ma che senso ha? Non ha veramente il minimo senso. Boh, vabbè. Matte, hai ragione. Cioè, io non so nemmeno come risponderti perché hai ragione. È imbarazzante, è imbarazzante. No, non succederà mai, Federì. Cioè, se saliamo veramente, o ci deve dire veramente culo, o il livello della Serie B è molto sopravvalutato. Assolutamente sì, Salvatore. Domani riuscirò a vedere la partita. Oddio, se intendi, vederla per vederla, sì, la vedo in TV. Se intendi essere proprio a Terni, no, non ci sarò a Terni. A Terni non ci sarò. Intanto mi levo le cuffiette perché comunque per il momento chi doveva entrare non sta entrando. Se volete vi giro il link per entrare, se qualcuno ha il piacere di farlo. Fatemelo sapere che io ve lo condivido. Assolutamente. Tanto se segniamo è per errore di altri. Purtroppo sì, perché siamo anche incapaci. Siamo incapaci, cioè segniamo solo grazie agli altri, che è imbarazzante, è veramente imbarazzante. Tra l'altro, scusate, ma fatemi abbassare un po' la webcam, che tra l'altro a breve dovrebbe anche cambiare. Vi spoilerò questa cosa. A breve potrei cambiare webcam, anche perché questa c'ha un rumore fastidiosissimo. Se vedete l'immagine è tutta movimentata, tipo qui ci stanno tutte ste strisce e mi danno un fastidio ladro. Quindi oh, una persona che doveva entrare no. Sembri uno stupratore. Ragazzi, esatto, Cicizola is the new Viviano. Guardatelo. Ah, C'è bello. tutti i capelli scrivionati. Io non C'è. ce l'ho più. Oh, mica, almeno sei più ordinato. Io sembro un carciofo, sembro. Come va, Miro? Tutto a posto, tutto a posto. Te, Pie? Ah, potrebbe andare meglio. Diciamo che se l'inverno non portasse influenza sarebbe bello. Lo so, però già tifiamo Cagliari, quindi, cioè, che cazzo vuoi? Mo' pure l'influenza non vorresti? Guarda chi te commenta. Ecco, grande Matte. Minchia, tra l'altro con Matte non mi vedo da un botto. Come va? Vabbè, ma ormai te stai lì a Padova. Eh sì. Beh, Tra di cosa l'altro, non si parlava? non si parlava di una squadra di calcio sicuramente. Ok, fin qua ci No, siamo. ma dimmi un po', tu la partita col Parma l'hai vista? Sì, sì. Cosa ne pensi? Guarda, ti posso dire che c'è sempre lo stesso problema, cioè quando noi possiamo anche iniziare con un ritmo abbastanza sostenuto, come è avvenuto con Frosinone,
Mhm. Generalmente la nostra prassi è questa, iniziare con un ritmo sostenuto e spegnerci. Solo che col Parma è stato il contrario. Cioè abbiamo iniziato subito dal primo minuto a farci travolgere dal Parma che andava al triplo del ritmo rispetto a noi. Tutto si può dire se non che non sia una squadra che ha ritmo il Parma, Mhm. ma è da anni così, hanno ereditato questo gioco da D'Aversa. E poi abbiamo provato a salvare il salvabile a metà secondo tempo, ma ripeto, non è... sono sempre pareggi che sanno di niente. Ok, sono cose, almeno la sconfitta, dici cazzo, perdo male, almeno mi sono visto qualcosa. Un pareggio così sa proprio di niente. Riusciamo a fare schifo anche nei pareggi, è incredibile. Intanto qui ti saluta Alessandro e pure ho pure una Ciao, domanda bello. per te da parte di Federico. Liverani culone, sì o no? Non è culone, cioè, oddio, ad essere entrato nelle simpatie di Giunini, sì, perché non è semplice. Quindi un po' culone, sì, ma è anche paraculo a sua volta. Cioè, no? Diciamo che il culo è l'elemento un po' dominante di questa squadra. È paraculo, culone e leccaculo, perché per entrare Oh. nelle grazie dei Giulini quello devi esse. Sì, io non mi immagino tutti i servizi che si fanno tra di loro. Non voglio entrare nei dettagli. Porca, che immagine brutta. Che immagine scabrosa mi hai messo in mente, guarda. Una Minchia, cosa due orribile. fanciulli. Ma dimmi un po', tu invece la partita con la Ternana come la vedi? Non ne ho idea. Come da un bel po' di partite a questa parte, io non, cioè, non mi aspetto più niente, sinceramente. E ti dirò, se proprio devo azzardare neanche un pronostico, una previsione, ti dico che possiamo, cioè, possiamo tranquillamente vincere, solo che se vincessimo sono sicuro al 99%, vabbè, sono sicuro, porco Dio. Vabbè, grazie. Sono sicuro al 99% che sarà una vittoria brutta, ma non brutta perché sporca, perché le vittorie sporche sono sintomo spesso di impegno, di resistenza, di impegno nonostante la forma un po' scarsa. Io dico che sarà una vittoria proprio brutta perché sarà una partita brutta, noiosa, terribile. Mi trovi d'accordo, mi trovi veramente d'accordo. Poi ti pongo questo commento che ha fatto Roberto, che effettivamente è vero, che dice la classifica è corta, se vinciamo domani siamo lì. La terza e la quarta hanno 23-24 punti, poi basta arrivare ottavi. Mm. Il che potrebbe anche essere vero. Il problema è come ci stai arrivando, è quello il problema. No, infatti il problema è questo, di fatto è vero, cioè è un fatto dal punto di vista meramente teorico non criticabile, il fatto Esatto. che comunque siamo lì, ma considerando le aspettative di inizio stagione e considerando come abbiamo fatto 5 risultati utili di fila, cioè magari arriviamo anche a fine anno ottavi, però sempre una stagione tremenda rimane, perché piuttosto potevi anche essere più realista, prendere un allenatore anche magari con più pazienza, con meno ambizioni super pompate, fare un progetto un po' diverso, un po' più di pazienza, e quindi inserivi subito i giovani, li inserivi bene e dicevi magari saliamo in 2 anni, perché in questo già abbiamo i fantasmi della retrocessione, vogliamo rifondare, facciamolo bene, prendiamoci un anno di stallo, arriviamo decimi e poi dal secondo anno si lotta per salire. Però anche qui va in contrapposizione perché a quanto pare chiunque parli del Cagliari dice no, no, ma noi vogliamo salire in Serie A, che Cioè? fa ride. E ho letto svariate dichiarazioni, se non mi sbaglio, l'ultima era di De Iola, che diceva Mhm. comunque il nostro intento è quello di salire in Serie A. Ma certo che lo è, perché è stato tutto pompato in questo modo. L'obiettivo è stato quello, ma non ci sono stati
i presupposti durante il mercato, vista tutta la situazione dell'ambiente, eccetera, per poter veramente salire. Ma io lo sapevo. Io è una cosa che ho detto spesso già in estate. Secondo me non è detto che saliamo subito, perché per tutta una serie di circostanze è molto difficile. E infatti io non sono stranito dalla situazione in cui il Cagliari è adesso, anzi, posso dire che quasi me lo aspettavo. Però dispiace lo stesso, cioè stiamo parlando del Cagliari, ragazzi. Certo, è ovvio. Poi un'altra domanda: se mai si dovesse salire in Serie A, cambiereste tutta la squadra? Dipende da come sali. E poi conta che se sali, soprattutto, cioè se sali, vista la situazione del Cagliari attuale, saliresti con una forte ondata di entusiasmo, perché significherebbe o rimontare per arrivare tra le prime due, oppure comunque conquistarsi i playoff e vincerle tutte. Quindi avresti una forte ondata di entusiasmo e lì sarebbe un controsenso cambiare tutta la squadra. Hai un'inerzia positiva avviata, cerca di mantenerla perché se sali vuol dire che di fatto hai trovato delle certezze in Mh-mh. certi giocatori, in un certo modo di giocare. Quindi no, se mai salissimo cercherei addirittura di ritoccare il meno possibile. Punto di vista logico, molto logico. Dimmi la An tua. Secondo me dipende più che altro da come fai poi la stagione di B, perché se tu mi valorizzi molto i giovani, se tu mi fai entrare un Kurfalidis in palla e non mi fai entrare un Lella a 30 secondi dalla fine, ma me lo fai giocare scampoli di partita, io direi che ci sarebbe una solida base di giovani su cui poter ripartire e quindi mandare via quelli che effettivamente sono degli esuberi. Il primo tra tutti che mi viene in mente per esempio è Pereiro, che in Serie B continua a Assolutamente. percepire un ingaggio superiore al 1.000.000 ma non vede la luce del campo. Quindi allora, tanto stanno arrivando un botto di domande, non me l'aspettavo, me ne Certo. sono persa una, eccola. Come vedete Viola in questo momento? Io lo vedo rosa con i tatuaggi. No, Viola dipende, ci sono momenti della partita in cui lo vedo bene, momenti in cui mi sembra un ex giocatore. Va molto a corrente alternata secondo me. Per te, Pie? Abbastanza d'accordo, ma dipende anche da che tipo di regista vuoi avere. Cioè, volendo in Serie B, se hai un regista forte, anche se avanti con l'età, se il suo unico ruolo è quello di coprire pochi metri di campo per impostare, ci può anche stare, perché Mh-mh. è risaputo e l'abbiamo visto con i nostri occhi che Viola non è velocissimo, anzi è piuttosto lento. Mi ricordo anche di Verani in preparazione, quando ero andato a vedere la prima amichevole contro la Primavera, avevo sentito di Verani dalla panchina dire: guarda che se corri così posso giocare io al posto tuo. Quindi dipende, se Liverani ha l'idea di usarlo come regista che si muove ovunque, non so quanto dura, forse altre 2 o 3 partite. Esatto. Tanto vi condivido il link per chi vuole entrare in live e io direi, Rossano, hai ragione, hai pienamente ragione, hai pienamente ragione. Poi, questo per il centrocampo, Mm. Macumbu, Kurfalidis, De Jong o Viola, Kurfalidis, Macumbu? Dipende dalla partita, dipende dalla partita. Mm. Perché De Jong lo puoi mettere quando ti serve magari un po' più di interdizione e Viola lo puoi mettere quando ti serve magari partire palla a terra dalla difesa e dal centrocampo. Kurfalidis e Macumbu io li vedo un po' come elementi, diciamo, quasi imprescindibili del centrocampo, Mm. però non lo so, punterei più sul secondo io se dovessi scegliere per gusti. Te Pie? Io ti dico, se dobbiamo mantenere il 4-3-3, dico Viola, Curfa, Macumbu, ma per il semplice fatto che se vuoi giocare col 4-3-3, Viola è l'unico regista vero di ruolo che hai.
Makumbu e Deiola, senza Viola li potresti mettere in un 4-2-3-1. Fai una bella mediana in cui c'è un interditore, cioè Deiola, e Makumbu che è quello che si muove un po' più tra le linee, ma un centrocampo a 3 senza Viola per me, per il mercato che hai fatto, è inconcepibile. A meno che a gennaio non vai a prendere qualcuno in quel ruolo. Perché no? Perché no? Intanto Nandez a gennaio va al Torino quasi sicuramente. Va bene. Non okay. Grazie Matte. Ah, grandissimo. Grazie. Grazie mille. 5 € Beh, che fanno comodo. Che in realtà non so tu 5 che €. percepisci uno stipendio, Matt, grandissimo. Grazie mille Matte. Intanto ciao Massi, vediamo. Diego Lopez, prossimo allenatore, change my mind, No. assolutamente. Verissimo, tanto sarà così. No, ti prego. Serve un presidente serio, non Giulini che dovrebbe andare via da Cagliari, ma questo Massi lo sappiamo tutti. O hai strapotere fisico da poterti permettere un vecchio regista, o in questo Cagliari per me non ci fai nulla. Anche. Anche, però più che strapotere fisico secondo me qui abbiamo bisogno di qualcuno che dia le linee di gioco al centrocampo, Sì. perché è sconnesso, è sconnesso. Cioè alla fine il Cagliari gioca difesa attacco, il centrocampo è completamente sconnesso. Quindi Ma sai cosa? Mi è venuta sta riflessione da fare. È possibile che in 8 anni il Cagliari non abbia mai trovato un regista di età inferiore ai 25 anni? Ci siamo sempre affidati ai Di Gennaro, ai Taxidis, ai Cigarini e ai Viola. Ma un regista con i piedi buoni sotto i 25 esiste o è una meteora? Cioè, ce l'hanno solo gli spagnoli il regista giovane, non ho capito. eh, bella domanda, ce l'avremmo anche noi secondo me se riuscissimo a sviluppare meglio i giovani e se avessimo le palle di puntarci sui giovani. Beh, sì. Perché se ci sono. Bomba Luvumbo va al Toro, non credo che quest'anno vada via Luvumbo. Mm. Cioè la stagione se la fa tutta. Sì, poi se a fine anno si rompe i coglioni posso anche capirlo, anzi, Esatto. glielo consiglierei. Bravo Patrizio, il regista l'avevamo, Ladinetti, Vero. però pure lui sfanculato malissimo. Tanto a gennaio arrivano le figurine che ci risolvono la situazione, esattamente. E Come intanto l'anno ti scorso. giro intanto perché ancora cioè grazie veramente mille Matte, grazie mille veramente. Ehm, Ti rivolgo questa provocazione che ha fatto Salvatore. Vai. Ma, tra l'altro è una domanda che ci avevano posto anche nella scorsa Sì. live e ti rispondo allo stesso identico modo. Magari sì, perché non ho problemi ad ammettere che comunque João Pedro, anche se con molta discontinuità, ma sapeva segnare, mh, in qualche modo quando era in palla la buttava sempre dentro, però ti posso anche dire, vogliamo, se il progetto, chiamiamolo progetto, adesso che non ci sono i tuoi amici di Rosso Blu, se il progetto era quello di rifondare Mm, João Pedro appunto dovevi mandarlo via, solo che l'errore è stato questo. C'era l'intento di rifondare, di fare una squadra nuova dai volti freschi, solo che l'hai fatto male. Quindi non solo non hai eliminato i fantasmi dello scorso anno facendo un mercato terribile, ma hai anche dato via João Pedro che in condizioni magari di piazza un po' più tranquille sarebbe anche potuto rimanere. Il problema rimane poi sul fatto che abbiamo fatto bene a mandarlo via. Io per principio ti dico sì, perché era uno che mi volevo proprio togliere per il fatto della fascia, dell'atteggiamento. Comunque rifarei la cosa di mandarlo via. Seguo a ruota, assolutamente. Ehm,
Dimentichi il fenomenale Filip Bradaric, è Porca vero, miseria. è vero. Poverazzo, cioè aveva fatto un inizio di stagione spettacolare, poi ha fatto quell'autogol con la Juve e si è perso. Poveraccio. Mo gioca tipo in Arabia Saudita, una Mamma cosa mia, orribile. la E sindrome di poi, Cagliari. esatto, effettivamente, hashtag meno male che Cragno era una pippa per non dimenticare, esattamente. Ti propongo la domanda che ha fatto Matte. Mm. Cambiereste il portiere? E se sì, con chi? Io non lo cambio perché secondo me, visto che il problema è la finalizzazione, punterei sullo spendere soldi in altri ruoli. Primo. E secondo, anche perché Radunovic mi sembra comunque abbastanza affidabile. A volte sì, non è sempre prontissimo, non è un portiere come Cragno che invece era un po' più smollato. Mh-mh. Radunovic è un po' più statico, però cioè, me lo faccio andare bene tranquillamente. Nella scorsa partita, secondo me, ha fatto benissimo. Vero, Sì, un portiere, spendere i soldi in attacco, a centrocampo, ma non importa. vero. Io però comunque lo cambierei perché mi fa schifo al cazzo come portiere Radunovic. Andrei a prendere, sinceramente non mi viene in mente nessun nome. Proverei il colpo Beh, nostalgico Olsen. ma perché non c'è nessuno più forte di Radunovic? Te la stai rischiando, eh? Io te lo dico, te la stai Vabbè, ma rischiando. Specialmente abbi dopo i pazienza. messaggi di oggi te la stai rischiando. Io te lo Abbi dico. pazienza, se mi vieni a dire che Radunovic ti fa rimpiangere Marocco, sei in malafede. Non mi spingerei a dire tanto, anche perché in Marocco, non so chi se lo ricorda, era un portiere che, come si dice a Roma, fai prima a girargli cioè fai prima a saltargli sopra che a girargli intorno. Cioè era più largo che alto, un po' come me. Quindi era come se ci stavo io in porta, sostanzialmente. Appunto. Scherzi a parte, su Radonjic posso dire che è troppo altalenante, passa da alcuni interventi strepitosi a papere da portiere dilettante, è vero, anche se nella scorsa partita contro il Parma ha fatto alcuni interventi, tra tutti la parata sul tiro di Vasquez, che secondo me quella è stata fenomenale, che sono stati molto, molto importanti. Infatti Radonjic fa progressi, io mi auguro che continui su questa linea. Richiamate Agazzi, oh mio Dio no. Io- No, io No, l'ho amato, ragazzi, era un grande. no, no, per carità O di Dio. Avramov meglio. Ah, il portiere pantalonato, bello Che Avramov. spettacolo. Avramov era pura poesia slava. Mamma mia. Eh sì, Olsen direi Eh, decisamente meglio. magari. Diciamo che anche che Radunovic vale 3 volte il cranio visto con Zeman. Ma il cranio visto con Zeman c'ha tipo C'hai da 18, 15 19 anni. anni. Era appena arrivato dal Brescia, quindi il portiere del Marocco è da prendere, se non fosse che gioca con il Siviglia, però Esatto. c'è solo questa piccolia piccolo ostacolo che si chiama Siviglia. Tra l'altro oggi ha fatto i miracoli il portiere del Marocco. Bellissimo. Radunovic non è bravo con i piedi, ma proprio per questo da allenatore evita di impostare il gioco da basso. Ma lo fa impostare ai difensori che non so capaci, cioè Infatti. cioè non è che cambia più di tanto la cosa. C'era un difensore che poteva adattarsi benissimo per il suo amore verso il Cagliari, ma Miro l'ha mandato via. Io l'ho mandato via. Sì, lui ha visto i tuoi video, sia quelli vecchi che quelli nuovi, e ha detto questo qua passava dall'amarmi a gettarmi merda addosso, quindi me ne vado, si è offeso. Non credo sia stato io. Ho i Raga, miei dai, forti dubbi. dovete sapere, prima che Miro mi tolga dai coglioni, che c'è un video della persona che ho alla mia sinistra, che 3 anni fa, ehm, Alla tua sinistra non hai nessuno. vabbè, minchia, tre Eh, anni fa
cercatevi sto video, non vi dico altro, non vi spoilerò niente, cercatevi sto video di Miro, tipo un giocatore del Cagliari mi risponde su Instagram. Noterete come in 3 anni io non ho cambiato i vestiti perché ho esattamente questa felpa. Esatto. Il lupo cambia il vizio ma non il pelo. Esattamente. Giriamola al contrario. Sì, ti Beh, manca Sottitelli. no, non mi manca. Meno male che hai Sì. detto che non volevi spoilerare niente comunque. E vabbè, tanto se lo riguarderanno lo stesso, dai. Io comprerei tutti i giocatori del Giappone, ti giuro mi masturberei a vedere un Cagliari Ma io tutto ti da dico giapponese. che invece secondo me non è tutta sta squadra che vogliono far passare come straforte. Guarda, io mi ero fatto questo pronostico: se il Giappone Mm, avesse passato il turno come è stato, contro la Croazia l'unico, modo per vincere era non far finire la partita ai rigori, perché è mm, evidente come il tasso tecnico sia totalmente impari. vero, vero. Con la garra, diciamo, giapponese, era probabile che anche nei 120 minuti il Giappone avesse qualche possibilità di passà, ma se la mandava nei rigori sarebbe passata sicuramente la Croazia, Mm. infatti così è stato. Intanto Leao ha siglato il 6-1 per il Portogallo. Contro chi è? Svizzera. Minchia. Tra l'altro questo secondo me è uno dei mondiali meno mondiali che io abbia mai visto, perché certi risultati sono veramente allucinanti. Vero. Allucinanti. E infatti, intanto mi dicono che è finito il primo set di Portogallo-Svizzera, sì, esattamente. Quanti rigori vuoi parare, portiere del Marocco? Sì. Grandissimo. Grande, grande. Qualsiasi squadra con questo presidente e allenatore farebbe pena, ma è ovvio, ma è Ma sì. ovvio. Cioè, non se sta ma più a per culo. Quello è il problema principale. Quello è assolutamente il problema principale. Però visto che abbiamo fatto mezz'ora, anzi poco più di mezz'ora, a parlare del Cagliari, mo' se entrerà qualcun altro. Ciao Ciccio, guarda, sta sul link per entrare se vuoi entrare. Ehm, Abbiamo parlato per mezz'ora di Cagliari, okay, adesso scatta la mezz'ora, visto che 'sta live durerà più o meno 1 oretta, in cui Mhm. parliamo di tutto, completamente di tutto, tranne che del Cagliari, perché Bravissimo, tanto grande. la bile l'abbiamo versata, quindi da adesso in poi parliamo di tutto, tranne che di Cagliari. Grandissimo, Ci cazzo, stai grande. Pietro? Ma io ho voglia, è un simposio che a me attira. Allora se attira anche Pietro vuol dire che sa da fare. Minchia. O meglio, possiamo anche parlare di calcio, ma Ma non di non del Cagliari, Cagliari. basta, ti prego. Esatto. Basta. Tra l'altro oggi, a quanto ci dicono, è il compleanno di una persona illustre. Oggi è il compleanno di Martina Smeraldi. E sti cazzi in ciò metti, come si Direi dice. che essendo Martina Smeraldi ce ne hanno messi pure troppi, però andiamo avanti. Porca troia. Eccolo, guardatelo. Guardate quanto è bello. Ciao ragazzi, Grande, Ciao Ciccio. grande ah, Ciccio, mi che bella vestono, fronte. aspettate, ok, non mi hanno investito. Perfetto. Perfetto. Questa Che live si bella arricchisce fronte, di Ciccio. bellezza comunque, eh. Buonasera ragazzi, come va? Tutto bene, te Ciccio? Insomma, Brescia una merda, però il resto bene. Pensa che te poteva andà peggio, potevi rifà il Cagliari, pensa questo. Mi è piaciuta, mi è piaciuta. Dai che Moccellino vende pure la società. No, peccato che è tornato come presidente perché un giorno prima poteva comprarci Pallotta, però dettagli. Lo so. Mo Minchia. Che Pallotta sfiga. compra la Samp. Sì, ci Però sta. ragazzi, io metto in silenzio tutti perché sta per entrare l'uomo più bello Proprio d'Italia. lui. Più bello d'Italia. Scusa Ciccio, esatto, proprio lui. L'uomo più bello d'Italia che tra l'altro si vocifera mi abbia rubato la capigliatura.
perché io ce l'ho da prima di lui, un ragazzo fantastico, il papà Casteddu, che qualche giorno fa ha compiuto 30 anni, stiamo parlando proprio di lui. Ciao Andre! Andrea Andrea, Mereueo, Andrea. Andrea Mereueo. Buonasera a tutti ragazzi, presentazione veramente fantastica. Comunque la Andrea. pelata lo sai che è un marchio di fabbrica, Miro, non diciamo Me l'hai eresie. rubata. No. I tuoi iscritti lo sanno. Sì, tra l'altro è stato bello perché sotto l'ultimo video qualcuno mi ha detto che ci fa Andrea Mereu nel video di Miro. Perché in effetti youtuber del Cagliari pelato ero sostanzialmente l'unico, nel senso, a parte Vittorio Sanna non lo metto neanche come youtuber, per me è giornalista, però insomma vabbè. Guarda Andre, il nostro papà è arrivato, commentano. Grazie ragazzi, buonasera a tutti. Come Buonasera. stai? No, allora, da trentenne direi tutto regolare, assolutamente non è, per il momento non è cambiato niente, anche se Non mia ti fa ancora male la schiena? No, esatto, nonostante mia moglie mi aveva detto tipo il giorno dopo tutto a posto, sì vabbè, diciamo che magari per la cena di compleanno ho mangiato un po' più del solito e ho fatto fatica a digerire, quindi forse ecco i primi segnali ci sono, però insomma a parte quello direi che è tutto a posto, vabbè, a parte il Cagliari chiaramente. Ovviamente, tra l'altro dirigenza pelata e tifosi pelati, che sintonia, vero? Sì, c'è troppa sintonia, ecco, da questo Sì. punto di vista, forse E adesso non è una... siccome Andrea si merita una punizione perché ha rubato i non capelli a Miro, ti dico adesso per punizione, per farti perdere a Pil, ci facciamo tutta la classe più pelata e facciamo tutti i video da pelati così nessuno capirà un cazzo. Ci chiameremo tutti Andrea Mereu e nessuno capirà niente. Fantastico. Io Ma direi secondo che me è guadagneremo arte. un sacco di appeal comunque, in realtà. Secondo me è il contrario. Tutti pelati facciamo soldi. No, cioè è da fare, Ma scherzi? Cioè, secondo me qualcuno potrebbe pensare, no, sono finito in un set di un film porno, qualcosa del genere. Sì, cioè, qualcosa bellissimo. di strano. Tra l'altro, io direi di farlo subito. Ecco, Guardate, Guardate. No, dai, Miro. Sono preoccupato Allora. per quello che stai per fare. No, non ti preoccupare tu. Guarda Ciccio. Andrea era bresciano. Ok, Ciccione. Vai Ciccio. Che grande. Ma se mi metti a Padova devo parlare così io parlo. Non sono Andrea Mereu. Vabbè, a Sì, punto modifica We are il mio all metti Andrea toscano. Mereu. Operativi come sempre. No, non puoi essere Andrea Mereu Però Karacic, suona male. dovete fare uno screenshot di questa roba, perché comunque merita. Sì, cioè, dovete farci uno screenshot e taggarci su Instagram, assolutamente. Vogliamo mica i direct pieni, vogliamo. Sì, sì. Volete che li cambio ai massimi livelli? Vai, renditi più Vai, porno tanto possibile. Vai. Vabbè, questi sono alti livelli, questa è poesia. Casamento. Mi hanno comprato a 120 milioni e mi danno 5 euro perché il presidente è solo Tito. No, ti danno 5 euro perché quella rovesciata lì cioè, terribile. La rovesciata bisogna dire ragazzi che tanta roba, qualità. Tanto Andre, qui ancora gli auguri arrivano ogni Grazie. giorno, è il compleanno di Andrea qui. Sì, certo. ma veramente ho festeggiato il compleanno tipo 3 giorni, ne ho già 32 in realtà. Vai sì. avanti. Vado avanti, ogni giorno lo festeggio, quindi faccio presto ad arrivare a 40. Io direi che non è un buon sintomo, perché domani tu faresti 33 anni sono l'anni di Cristo e domani gioca al Cagliari. Sì, no, in effetti, ecco, qui abbiamo un altro. Vabbè, che grande. Romagnoli. Ci sta facendo vedere qualsiasi cosa. Goloso. Ormai parte la cosa di tutte le maglie. Non lo ferma più nessuno.
tutte sono 200, quindi parliamo del inarrestabile. Cagliari. Vai. Perfetto. Intanto Di qui ci cosa... dicono notizie di politica internazionale che hanno chiesto a Macron se chiamava Putin e lui ha risposto no, chiamo Merreu. Sì, addirittura ora diplomazia in corso. Ma io Quindi- ti ci vedrei, Andre. Ma sì, Sì, diciamo sono diplomatico, diciamo che caratterialmente sono uno che cerca la diplomazia, quindi in effetti non è così buttata di fuori. Basta che vai lì, gli fai, ascolta, ridacci il gas perché non posso scaldarmi col mio gatto. Esatto. No, Oddio, ma- vabbè, diciamo i nostri gatti ce la mettono tutta, però effettivamente non possono sostituirsi al gas. Sì, sono ho il d'accordo. bisogno fisico di photoshoppare in Andrea tra Zelensky e Putin È vero. e fai la vignetta con scritto boia Dema che ti bombardi. Beh, io nel caso me la gusto con grande piacere. Eh sì, Cioè, giochiamo mica domani, vero, giochiamo Francesco. domani, sì, esatto. Contro sì, chi perché giocate domani, effettivamente ragazzi? Ternana. Dovete fargli il culo, Ma dovevamo farlo a tutti e invece Sì, infatti, siamo qui. infatti. Noi ragazzi Pensa- abbiamo lo scontro salvezza, Cosenza-Brescia. Ah, L'ultima squadra a cui abbiamo fatto il culo siete stati voi, figurati. Sì. Perfetto. Cioè, anche noi siamo una squadra di merda, detto sinceramente. Ma non perché non ha i giocatori, non ha le potenzialità, ma perché siamo troppo discontinui. Poi abbiamo un pupazzo in panchina. Chi è Clotetta ancora? Sì, ma cioè, uno che stai perdendo 2-0, hai fatto un primo tempo schifoso, ma schifoso, e i giocatori stanno palesemente camminando, rientra in campo al secondo tempo, non ha fatto un cambio. Robe da farmi incazzare come una bestia. Ma tutti, ha fatto il primo cambio all'80°. Incredibile. mi ricorda qualcuno. Incredibile. Pensa se va giù dopo minchia, la gente cosa deve venire a vedere? Io non sono andato perché poi pioveva, piove, ci sono state 4.000 persone a Rigamonti, che di solito è un po' più pieno, però cosa pretendi se la squadra gioca in questo modo? Andre. Sì. Dica. Innanzitutto faccio Sì. quello che non ho fatto con Pietro, gli faccio 2 domande secche. Ok. Vai. Quello di La Padula era rigore? Sì. Pietro, per Secondo te era me sì. rigore? Nettissimo, cazzo, braccio alto, gli ha dato quasi una gomitata. Assolutamente rigore. No, però stiamo parlando di Frosinone Cagliari o di Cagliari Parma? No, Cagliari Cagliari-Parma non Parma. è... Ah, ok. e io pensavo del Parma, neanche mi ricordo un highlight. No, io mi ricordo l'intervento nel primo tempo che non è stato neanche Sì. rivisto al VAR, secondo me era rigore quello. Però Secondo si me diceva no. in chat, secondo te no, sì, però si Ok, diceva in io chat adesso mi guardo che... il del Cagliari e dico se è rigore. Vai, ok. No, però dicevano in chat che effettivamente, visto considerato che l'arbitro aveva la visuale e quant'altro, non si poteva dichiarare comunque come un chiaro e evidente errore, quindi non è andato nemmeno a rivederlo per quel motivo. Insomma. Sì, che regola del cazzo Però secondo me comunque era rigore, cioè nel senso io almeno dai 2 replay che hanno fatto vedere va sulla gamba prima, poi magari prende anche il pallone, ma prima va sulla gamba, cioè nel senso quando entri appunto prima sul giocatore secondo me è sempre calcio di rigore, viceversa Dal se prendi replay sembrava che prendeva prima il pallone. ma invece il secondo replay che hanno fatto vedere da dietro invece a me mi dava l'impressione opposta. Comunque Dico, Andre, tu hai qualcosa da raccontarci, Perché qui Salvatore ci dice: mi hai detto che anni fa saresti tornato una volta prese le sigarette. Finalmente ti ho trovato. Che stronzo. Io che stavo anche a leggere. Ho detto che cazzo ho combinato. Vabbè, comunque ora rigore o non rigore, nel senso poi parliamo d'altro, va, perché cioè, io generalmente non mi attacco agli episodi, per cui nel senso il singolo episodio avete per me giocato poteva... ragazzi col Parma? Male, di merda, Meritavate di il merda. pareggio
Ma che cazzo? Ma nel primo No. tempo se il Parma stava 3-0 non c'era nulla da dire. Sì, sì. Verissimo. Cioè, ci hanno asfaltato il primo tempo. Nella ripresa si sono suicidati, come capita spesso, perché noi facciamo gol solo se ce li regalano, perché andate a rivedervi tutti gli ultimi gol che abbiamo fatto, cazzate e strozzate difensive delle difese avversarie. Cioè, anche contro il Frosinone, il primo gol è una indecisione della difesa e anche del portiere Turati. Il calcio di rigore comunque è una cazzata del difensore che sbraccia in quella maniera che non ha senso sulla Padula che è furbo e se lo conquista. Cioè, tutti i gol che ha fatto il Cagliari, o comunque la stragrande maggioranza dei gol che ha fatto il Cagliari, anche contro il Brescia, cioè l'ultima vittoria è contro il Brescia, il primo gol ce l'avete regalato voi, e il secondo gol anche una svirgolata in mezzo al campo, parte il contropiede e poi fa gol, chi era? De Iola. De Iola, esatto. Cioè, nel senso, tutte stronzate, noi non riusciamo a costruire un cazzo di azione. Contro il Parma, l'unica azione decente che abbiamo fatto a inizio ripresa, quell'occasione di Pavoletti di testa, dove hanno fatto un cambio gioco, era a sinistra verso destra, verso Nandez, che l'ha messa in mezzo, e Pavoletti stranamente di testa l'ha buttata alta. L'unica azione cioè, che potrei definire di calcio. Per il resto zero, cioè nel senso, al di là delle occasioni, perché alcune occasioni abbiamo avute, Nandez nel primo tempo e la Padula 2 nella ripresa, ma i due però occasioni della Padula, ragazzi. certo, è un problema dell'allenatore, sì. Cioè, allora, noi Perché siamo non lo sempre qui cambiate? Perché non lo cambiate? Non capisco. non lo cambiamo secondo me perché Giulini negli anni ha cambiato talmente tante volte allenatore che a libro paga non so quanti allenatori ha pagato nonostante non fossero in panchina del Cagliari, e quindi siamo arrivati a un punto tale che appunto secondo me, anche se siamo terzultimi in classifica, Liverani rimane, cioè nel senso, ormai mi sono convinto di questa cosa, perché c'è un presidente che dice comunque cioè, tecnicamente la squadra per competere per la Serie A ce l'ho, non vinciamo da metà ottobre, nelle ultime 10 partite una sola vittoria, cioè di cosa stiamo parlando? Esatto. Un campionato strano, ragazzi, perché la classifica è molto corta. Per dirvi, il Brescia è sesto a 23 punti, il Benevento a 15 punti e in zona playout. È assurda perché il Cagliari in questo momento, no? Cioè, è in un limbo stranissimo, perché siamo a metà classifica, siamo a 4 punti dalla terza in classifica e siamo a 4 punti di vantaggio sulla terzultima. Cioè, una roba assurda, veramente, che mi dà noia, veramente, ma noissima a me personalmente. Beh, ma la Serie B è sempre stata così, sì, ragazzi. sì, ma sempre infatti, stato nel poco senso, distante. Dicono tutti all'inizio Serie B spettacolare, ma la Serie B non è spettacolare, la Serie B fa cagare, punto. Ci sono giocatori magari... Ma infatti anche quello, il livello secondo me della Serie B, cioè nonostante le piazze, che un conto dire ok, le piazze, che magari ci sono piazze storiche, ok, però il livello, a livello qualitativo, cioè niente di... Cioè, diciamo che sono qualche giocatore di qualità giovane che ti fa magari la giocata a guizzo, poi sono gli esperti giocatori e il gioco viene spezzettato, cioè non è un grande gioco se vuoi vederti una partita di calcio. Poi vabbè, ognuno ti fa la sua squadra, quindi ci segue in ogni momento. Sì, però per dire, no, la cosa che io denoto, cioè tutte le squadre, o quantomeno la maggior parte, non voglio generalizzare, ma la maggior parte delle squadre contro cui noi giochiamo, parlo del Cagliari, hanno comunque un gioco migliore del nostro. Cioè, ripeto, il Parma, visto nel primo tempo a Cagliari, cioè, non so se, cioè, ha stradominato appunto per la pochezza del Cagliari, ma anche perché loro comunque verticalizzavano, cambiavano gioco in maniera appunto immediata. Cioè, nel primo tempo non ci abbiamo fatto un cazzo. Ragazzi, non so se avete giocato contro la Regina, ci avete giocato? Sì. Per me è la miglior squadra che ho visto giocare in questo campionato, senza nessun dubbio. Sì. Certo, ma infatti anche contro di noi hanno giocato bene. Giocatori abbiamo pareggiato sculando. Hernani sembrava Bogba contro di noi. Non so se era contro di noi che aveva il suo prime o è così da tutte le partite. Ma poi Hernani, un giocatore come Menez in Serie B è... Menez, esperienza, qualità, ma scherzi, tutto. Cioè. Rivas che ha quell'accelerazione sull'esterno che ti lascia secco se ti parte. Hanno un Canotto che è in uno stato di forma allucinante. Cagliolo, Colombi, c'ha giocatori forti di esperienza che sanno la categoria. E poi Inzaghi è un perfezionista in Serie B, quindi... per la Serie B Inzaghi è una sicurezza, certo, cioè, l'ha dimostrato, ormai credo che non sia una sorpresa.
Andre, l'altra domanda che ti volevo fare, e che quindi di conseguenza faccio anche a Pietro. Ha senso schierare Lella a 30 secondi dalla fine? No, chiaramente no. Anche perché, come ha ricordato giustamente Mattia nel suo video, io vabbè, nel mio non l'ho menzionato quella cosa perché ho detto altro, però insomma, Kurfalidis, che come normale che sia, non ha mai giocato fino alla settimana scorsa contro il Frosinone, ora l'ha messo in campo perché c'è emergenza o altre motivazioni, era già da 10 minuti, insomma, che comunque non stava bene, avrebbe avuto più senso chiaramente togliere Kurfalidis e mettere Lella magari 10 minuti prima, insomma, come avrebbe avuto più senso mettere Lovumbo molto prima, cioè, Sì. perché come ho già detto, privarsi di un giocatore come Lovumbo, che è il giocatore più decisivo per il Cagliari, e tra l'altro metterlo esterno, lontano dalla porta, cercando di servirlo con i lanci lunghi, cioè, per me è una roba che non ha senso, non ha senso di esistere, cioè, è l'ennesima prova appunto che Liverani, poi addirittura io, ora non so se voi avete ascoltato le dichiarazioni di Liverani nel post partita, io non l'ho ascoltate, qualcuno nei commenti mi ha detto che la scelta di giocare con i lanci lunghi è stata una decisione di Liverani fra primo e secondo tempo, confermate? Perché io non l'ho ascoltate le Mi sono dichiarazioni perché mi perso quella rifiuto. parte eventualmente. Pietro annuiva, non so se le ha sentite Eh, o... non le ho sentite, le ho lette, ma mi sembra che Ok. abbia detto una roba del genere. Sì, Ecco, perfetto. Cioè, per me queste sono delle dichiarazioni gravissime. Che lui vero. non si rende conto che sta Vero. facendo delle dichiarazioni gravissime. Cioè, tu stai affermando a mezzo stampa, quindi in maniera molto proprio trasparente, che a questa squadra non hai dato un gioco e che quindi l'unica soluzione è giocare con i lanci lunghi della difesa. E quindi scavalcare il centrocampo che, ripeto, sulla carta, sempre sulla carta, ripeto questa cosa tutte le volte, sulla carta il centrocampo del Cagliari è uno dei migliori della Serie B, sulla carta, ok? Stai dicendo che il centrocampo del Cagliari non lo consideriamo, ok? Giochiamo difesa e attacco, cioè la difesa che lancia lungo, cioè la difesa che fa i passaggetti orizzontali, no? Fra il difensore terzino, e poi il centrale a un certo punto spazia in avanti cercando Pavoletti, spizzata e magari si crea un'occasione. Non dico che con Pavoletti non si possa tentare anche una soluzione di questo tipo, ma non deve essere la regola, è un'eccezione, una volta, due. Con Pavoletti, rispondendo a dei commenti che ho ricevuto anche sotto il mio video, provi a giocare più che altro sulle fasce, cercando di mettere tanti cross in mezzo, perché magari 4, 5, 6 cross, 4 di circa, uno lo prende magari bene e ti fa anche gol, con Pavoletti intendo, però nel senso dovresti capire che giocatori hai a disposizione e soprattutto dovresti capire come metterli in condizione di rendere al meglio. Uno come Lovumbo abbiamo visto, secondo me, effettivamente che rende molto di più giocando come seconda punta, magari vicino alla Padula, perché è più vicino alla porta e quindi se servito in profondità mette in crisi le difese avversarie. Se deve partire dall'esterno, sì, ok, qualche pallone interessante te lo può mettere, ma è difficile che incida perché il tiro dalla distanza, Lumumbo, nonostante ci abbia provato, non ce l'ha ancora, non è preciso, tante volte sbaglia. Lui è più incisivo negli ultimi 16 metri, secondo me. Verissimo. Capito? Sì. Tra l'altro, Pietro, comunque sei inquietante, cazzo, sei uscito da un film horror. Cioè, sei veramente inquietante. Ma ragazzi, posso dirvi Va una bene cosa? così? Vai. Ma solo io sto godendo di questa Spagna uscita. Beh, sì, più che altro per il Marocco, ecco, effettivamente io sono per le favole, sempre e comunque, quindi ero Sì. per il Giappone No, ma io ieri godo e perché la ero per Spagna il non mi Marocco piace come oggi. nazionale, mi dispiace solo per Gavi perché amo Gavi come giocatore, appunto. Solo quello. No, Però come per la nazionale Spagna ti dico, mi stanno più sul cazzo i francesi e gli inglesi, cioè nel senso se devo scegliere fra la Spagna, la Francia e l'Inghilterra, scelgo la Spagna, nel senso che se devo tifare qualcuno, cioè onestamente. Tra no, l'altro, ma Oggi che... Inghilterra-Francia è un quarto, eh? un quarto, Sì. infatti non so per chi dispiacermi eventualmente, perché tra tutte e due veramente, però ma sì, vabbè. ma ragazzi, l'Inghilterra sono degli spacconi a cominciare dai giornali, perché pompano una nazionale che non è una delle più forti del mondo. Commento fantastico. Questo commento è bellissimo. È bellissimo.
Sei un genio, Nil. Sono bravo fragico. Ti ricordi quando giocava? Cosa stava giocando a tennis? Che cazzo faceva? Ma che Sì, Paddle. giocava a a padel, che padel. cazzo Però 100.000 giocava? euro di multa, no? Mamma Un mia. cazzo di Sono idolo. bravo fragico. Quanto aveva preso di multa? 100.000? Ah, boh, mi pare. Non lo so. Comunque, mamma. Un idolo indiscusso. E... Sia lui che Di Francesco che voleva tenerlo, comunque. Sì, infatti. Esattamente. Mamma mia, Di Francesco. Tanto Liverani farà la stessa fine di Francesco, gli rinnoverà il contratto. Tutto. Ma invece cosa ne pensate? A parte, vabbè, delle dichiarazioni di Capuzzucca, perché giustamente qualcuno potrebbe dire, vabbè, paraculata, sputa nel piatto in cui ha mangiato fino a poco tempo fa, però alla fine nella descrizione di Capuzzucca sostanzialmente ritroviamo conferme di tutto quello che diciamo ormai da anni, cioè il fatto che decidi soltanto uno lì dentro. Sì. Ah, detto questo Capozzucca, perché io non ho sentito. No, vattene a riprendere Capozzucca... se hai la possibilità riprendetele, perché ha detto veramente questo, cioè nel senso non l'ha detto chiaramente ma l'ha fatto intendere, cioè nella serie avevo le mani legate. Poi è una paraculata ovviamente, perché uno potrebbe dire ma perché non sei venuto via prima, sono d'accordo, però insomma secondo me cioè, sono comunque dichiarazioni molto molto veritiere e la Quindi... dimostrazione è stata anche Miro, non hai visto, non hai letto l'intervista? No, infatti volevo far vedere pure il commento di è Francesco. uscita domenica Sì. mi sembra. Quindi Ha mi state detto... dicendo che ha detto che sostanzialmente Giulini non lo faceva lavorare bene. Allora, ha detto due cose. La prima, una frase che si è sentita spesso, che non c'era unità di intenti. La stessa frase che abbiamo E sentito vabbè. da Semplici. E la seconda frase incriminata, secondo me, è stata quella in cui hanno chiesto, ma tipo gli hanno fatto, ma lei cosa pensa di Muzzi? Esatto, E lui di ha Muzzi. detto, non posso dire tanto, semplicemente non ci parlavamo perché non ci sono mai andato d'accordo. Esatto. Okay. Già questo, insomma. Ma raga, ma perché Giulini ha fatto un casino, il solito casino. È ovvio che fa tutto lui, ma lo fa male. Cioè, per arrivare a sentire l'ex DS dire io con Muzzi non ci sono mai andato d'accordo, vuol dire che non è che non c'è unità di intenti, semplicemente c'è un sistema monarchico in cui lui ha i suoi uomini scelti e tu o ti adatti. Scusate, Sì. devo mettere giù perché ho tempo al 4%, mi sta morendo. Vai tranquillo, Tranquillo. Ciccio. Ciao ragazzi. Buonanotte. Ciao Ciccio, Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao Ciccio. Stai a Dipi, No, che se dicevo a Cagliari c'è un sistema monarchico in cui Giulini è il re e ha i suoi uomini scelti e se tu non ti adatti non sei più dentro, non si tratta neanche di unità di intenti, perché l'intento parte solo da una persona e tu devi essere quello che si adatta, senza coscienza critica. Allora, intanto qua Francesco ha adorato il tuo sistema monarchico, che ci sta, fa molto era feudale un po'. E per quello che mi avete detto voi, io vi posso dire che umanamente adoro Capozzucca, nel senso lo ritengo una persona proprio umanamente parlando, una persona carina, a modo, eccetera. Il problema mi sovviene quando non è tanto il fatto che dice lì era Giulini a comandare, perché non è che serva chissà quale scienza per capirlo. Il problema sta nel fatto quando tu te ne vai dopo essere risalito dalla B proprio per questo motivo. Tu te ne eri andato proprio perché Giulini comandava e decideva tutto. Tu tornando c'hai 70 anni e tutto quello che te pare, sei un signore, vuoi avere la tua idea su tutto e tutto quanto, ma se accetti di ritornare a Cagliari, tu contestualmente accetti quella situazione. Quindi che tu vieni a Cagliari sapendo già qual è la situazione che ti ritroverai davanti e poi te ne vai lamentandoti, a me fa perdere un po' di stima nei tuoi confronti. Vero.
Certo, no, ma su quello sono d'accordo, assolutamente. Cioè, è il motivo per cui prima dicevo che, cavolo, se comunque non ti andava bene questa cosa, già dovevi andartene via quest'estate, quando hai insistito per prendere Inzaghi e ancora una volta il presidente ha deciso di fare di testa sua, di appunto lasciare lì nel limbo Inzaghi, perché l'ha detto chiaramente Inzaghi dopo Cagliari Regina, che Sì. Cagliari l'aveva contattato e poi non si è fatto più sentire nessuno, quindi anche una figura di merda da questo punto di vista, e andare appunto su Liverani. Cioè, a quel punto te DS dicevi: ascolta, ciao, cioè molto semplicemente questo, il motivo per cui ai tempi anche Carli appunto andò via da Cagliari, perché anche Carli voleva prendere, se non sbaglio, Liverani, lo voleva prendere Liverani, e invece Giulini prese Di Francesco, cioè stessa identica roba. Quindi è una scena, è una storia che ormai si ripete ciclicamente, e direi ci siamo rotti i coglioni, cioè nel senso, perché poi alla fine chi ci rimetti siamo noi, cioè che siamo spettatori di questo spettacolo veramente obbrobrioso, spettacolo a 360 gradi, cioè non si sta parlando più neanche dell'aspetto campo, perché ormai l'aspetto campo non fa più notizia, sono tutti questi retroscena che tutte le volte vengono fuori, sembra peggio di Beautiful veramente, cioè Beautiful in confronto cioè veramente meno ci fa una pippa, ci fa una pippa veramente, cioè ci potrebbero fare una soppopera, cioè veramente quando dicevo l'anno scorso che siamo diventati la barzelletta d'Italia, siamo anche la soppopera italiana adesso, cioè nel senso, perché non ci si sta più dentro da queste retroscena che tutte le volte è più escono. di una barzelletta, cioè, capito, faide interne, Muzzi e Capozucca che non parlano, cioè nel senso, cazzo, due componenti della società del Cagliari, cioè importanti, rilevanti, che appunto non parlano. Poi bandiere come Conti e Agostini fatte fuori così, con uno scoppio di dita, cioè tutte robe veramente che appunto a metterle tutte in elenco ti fanno rabbrividire. Aspetta, una figura importante, quella di Capozucca, perché Muzzi non ha capito manco lui che cazzo ci sta a fa Cagliari, e l'hanno palesemente preso per fare le foto coi tifosi. Allora, sì, sono d'accordo, però concettualmente, al di là del fatto che sono d'accordo con te, cioè che non si è ancora capito che cazzo ci sta a fare, a parte fare le foto con i tifosi, boom boom, grande te, quando facevi il gol, sì, grazie, ho capito, ma insomma, qualcos'altro. Però a livello di presentazione, cioè si presenta, dovrebbe essere un componente della società che rappresenta il Cagliari, quindi cioè un componente anche proprio di campo, perché comunque magari che parla con i giocatori, che fa gruppo, no? Nello spogliatoio. Quindi secondo me insomma questa cosa è rilevante, il fatto che Capozucca e Muzzi non si fossero neanche parlati, manco una volta. Bonato, chi l'ha visto, ha parlato in conferenza stampa, poi vedremo, insomma, anche lui penso che parlerà ben poco, e quello che dirà sarà sarà chiaramente dato direttamente da Giulini, cioè quello che dirà, ma è ovvio. Ormai, nel senso, è quello che dicevo, ormai le dichiarazioni dei componenti del Cagliari Calcio non hanno nessun senso. Ha più senso eventualmente, ecco, valutare nel caso le dichiarazioni di ex calciatori del Cagliari, cioè che sono in altre squadre, o appunto di, come dire, Capozucca, ex dirigenti. Allora lei sì, ha senso, perché quando esci da questo, cioè quando non sei più dipendente del Cagliari Calcio, cioè quando Giulini non ti dà appunto più i soldi, allora forse posso iniziare a dire vediamo, sentiamo cosa hai da dire, perché probabilmente dirai qualcosa di veritiero. E ti ripeto, Capozucca, con tutte le critiche che gli si possono fare, perché assolutamente non è esente da colpe, non sto dicendo questo, certo, ma credo che in queste dichiarazioni abbia raccontato una bella, cioè una verità che conosciamo già e che ce ne dà la dimostrazione con queste dichiarazioni. Anche se non serviva, perché il tutto è anche abbastanza palese, certo, no, ma è una riprova, mettiamola così, certo. È una riprova di quello che già sappiamo, perché ormai lo sappiamo, e quindi nel momento in cui vediamo un personaggio che esce appunto, no, viene accompagnato in qualche modo alla porta, esce una volta che ha varcato l'uscio l'uscita, incomincia a sputare merda appunto sul Cagliari, perché è quello che succede ciclicamente, ed è una cosa che è successa negli ultimi anni solo con Giulini, perché io quando c'era Cellino, ma non perché Cellino fosse un santo, lo ripeto ancora una volta per chi ci ascoltasse, io non mi ricordo nessun calciatore e nessun dirigente che abbia parlato male in questi termini. Poi ovviamente con qualcuno Cellino ha avuto dei rapporti un po' conflittuali, penso Marchetti. a Giampaolo, Marchetti, bravissimo, Marchetti, penso a Giampaolo, quindi non è che, ti ho detto, non è un santo, però tutta sta merda
A Cagliari non è mai arrivata. O Tesser, che il Tesser, giorno sì. prima era allenatore del Cagliari, il giorno dopo era stato esonerato. Ma Vero. ti ripeto, Cellino ne ha combinate di cotte e di crude. Però in generale dichiarazioni di questo tipo così ripetute anche da parte di calciatori, soprattutto dei calciatori, che è quello che fa specie, perché Cagliari è sempre stato un ambiente sano, un ambiente dove chi arrivava si trovava bene, dove cresceva, certo poi poteva anche eventualmente spiccare le ali verso squadre più blasonate. Marchetti, pezzo di merda. Mamma, mi ricordo lo stadio quando veramente tutte le volte facevano i cori contro Marchetti. Mamma mia, ragazzi, che lavori. Poi Vabbè, Andre, a comunque, sottolineare quello che stavi dicendo, c'è il trend che secondo me si divide proprio in era Cellino e in era Giulini. Il trend nell'era Cellino era: si compravano i giocatori a 2 lire 2, li portavi a Cagliari, li sviluppavi, diventavano buoni giocatori, non campioni del mondo, ma buoni, alcuni anche ottimi giocatori, li rivendevi agli altri, e la maggior parte delle volte, non tutte, però la maggior parte, i giocatori tendevano a non rendere come rendevano a Cagliari, perché a Cagliari l'ambiente era speciale. esatto. Ci sono alcune eccezioni, per esempio Nainggolan, che poi fuori dal Cagliari ha trovato il culmine massimo. Bravissimo. Poi ci introiettiamo verso l'era Giulini, in cui compriamo i giocatori a troppo. Arrivano a Cagliari che sono dei fenomeni, giocatori più forti del mondo, eccetera. Le Fanno figurine, le cacare, cosiddette figurine, fanno a cacare, Cagliari fanno cagare, se ne vanno vanno via e diventano fenomeni. Esatto, esattamente. Esatto. Cioè, è Riassunto allucinante. perfetto. No, ma è un riassunto perfetto. Cioè, è proprio la fotografia fedele di quello che succedeva prima e di quello che succede adesso. Perché? Perché l'abbiamo detto. Cioè, esatto, il pesce puzza dalla testa. Vabbè, ma questo ormai è... Ma infatti, cioè, io delle volte dico, no? Cioè, vabbè, poi lo faccio per passione, per hobby, eccetera. Ma commentare le partite del Cagliari veramente è diventato stancante da un certo punto di vista. Perché sai che c'è una base proprio marcia, che appunto è la presidenza, che va ovviamente poi a incidere su quello che succede in campo, perché è di riflesso quello che succede in campo. Certo. Perché se l'ambiente societario non è sano, non c'è appunto l'unione di intenti, è una faida continua dove appunto se lo buttano nel culo uno contro l'altro per cercare non lo so di che cosa, cioè è ovvio che poi in campo si vedono queste cose. E quindi, come dicevi te, nel senso, magari è inutile anche prendersela con Liverani, perché mandi via Liverani, ci metti uno qualsiasi, tanto comunque che cazzo vuoi che combini. Cioè, quando leggo di commenti che dicano no, tanto qui ci vorrebbe un Ranieri, ma a parte che un Ranieri non ti ci viene mai in un ambiente del genere, perché è una persona seria, è una persona per Esatto. bene, e con un pagliaccio del genere non ci si mette neanche a sedere, cioè proprio vede la chiamata, lo blocca, cioè blocca il numero su WhatsApp, su qualsiasi cosa, cioè nel senso già quello. Ma anche se per puta caso Ranieri ci dovesse cascare, perché dice per amore del Cagliari, perché visto, uno dice vabbè andiamo oltre per amore del Cagliari perché mi sono trovato bene, ho fatto grandi cose e tutto il resto, ma nemmeno uno come Ranieri ci riuscirebbe a risollevare questa situazione. Cioè, ma è scritto, perché è l'ambiente che ormai è diventato malsano. Quindi quando noi continuiamo a dire finché rimarrà Giulini è questo a quello a cui siamo destinati, è purtroppo una verità assoluta. Qualcuno ci è arrivato prima, perché indubbiamente io ho tanti iscritti un pochettino più avanti con l'età, no? Un po' più esperti, diciamo così, che già dopo 2 o 3 anni sotto i miei video mi dicevano guarda Andrea che questo è un ciarlatano, guarda che questo è... E io ho detto diamogli tempo, vediamo, nel senso perché comunque non è che ho la sfera di cristallo. Quindi qualcuno ci è arrivato prima, noi ci siamo arrivati magari dopo, però ci siamo arrivati, adesso la situazione è talmente chiara, cristallina, che solo un cieco potrebbe appunto non vederla. Esatto. Tra l'altro, giusto il commento di Francesco, Cellino ha portato a Cagliari gente che ha veramente sudato la maglia, Sì, Giulini ha portato certo. giocatori per venderne di che sordi maglie. Bravo Franci, bravo Franci. Bellissimo commento, perché Sì. è verissimo. Assolutamente, altra verità. Mi permettete una riflessione in merito? Come no? Certo. Che secondo me, dato che Giulini è un po' in maniera certo minore rispetto a certe realtà, però è un po' il ritratto del calcio moderno, cioè della vendita di maglie con nomi roboanti, eccetera, allora noi dovremmo fare, cioè noi tifosi, soprattutto quelli che stanno in Sardegna e vanno allo stadio,
per me dovrebbero approcciare questo suo essere volenteroso nel fare calcio moderno come uno spettacolo vero e proprio. Dovrebbero dire: ok, vuoi il calcio moderno? Vuoi offrire puro spettacolo? A noi lo spettacolo non piace. E quindi lasciamo lo stadio vuoto. Perché se è questo che Giulini vuole, cioè solo spettacolo, perché regalando figurine così e spendendo un botto di soldi è puro spettacolo, come succede in NBA, uguale, e allora anche i tifosi prendano questo calcio moderno come tale. Se a noi non piace, non riempiamo più lo stadio, perché preferiamo vederci altro. Giusto. Secondo me è una Ci sta. soluzione molto radicale, molto difficile da capire, perché sono soprattutto vaneggi miei mentali, però e capisco che non tutti abbiano voglia di mettersi a pensare a questa cosa. Però per No, me è ma un... come Sì, ragionamento dimmi. ci sta, perché se introiettiamo il calcio in quello che non è più solo sport, ma sport e spettacolo, sport intrattenimento, Mm, se a me l'intrattenimento non piace, io protesto. certo, Facciamo un esempio proprio, non so quanta gente l'abbia visto, io per esempio non l'ho finito. Game of Thrones. ok. Quanta gente si è lamentata del finale di Game of Thrones? Tutti si sono lamentati. Mm, Poi vabbè, era la stagione finale, non potevano fare niente per cambiarla. Però bisogna anche capire che alla fine noi abbiamo il coltello dalla parte del manico, solo che non ci va di sì, sfruttarlo. verissimo. È quello il fatto. Tanto leggo un po' dei commenti. Adani l'anno scorso fece un discorso sulla società del Cagliari abbastanza interessante. L'avete visto? Me lo sono perso. Ma venisse ad allenare il Cagliari, Adani, grandissimo. Guarda, ma a me sta altamente sul cazzo Adani, quindi proprio non lo sopporto, ma è una cosa mia. Poi Nil chiede, ma io mi chiedo qual è la ratio di escludere Kurfalidis dalla lista dei convocati nelle prime 12 partite per poi farlo subito partire titolare contro il Frosinone, per dirne una di assurdità, e tu ne hai citata soltanto una, ma ce ne sarebbero proprio la collezione. Avagonate. Sì, Avagonate. cioè è allucinante, è allucinante. Intanto Andre, Francesco è d'accordo con te su Ranieri, concordo, Pia sono d'accordo. Dani no, per favore. Adesso contro il Perugia ci sono i biglietti in curva a 12 euro, di domenica alle 12:30 col cazzo che glieli regalo i soldi, esatto. Anche io volendo, oddio, mica tanto, però volendo avrei potuto fare uno sforzo per andare a Terni, però non ce la faccio. Ma chi Cioè, te lo fa fare? Ma dai. ma cioè, mi hanno tolto la voglia di godermi il Cagliari in trasferta. Io Sì, ma perché ti ho detto, cioè, sai già che appunto vai a vedere sti cani, ma non cani a livello tecnico, cioè cani proprio a livello di squadra di calcio, perché poi ti ho Esatto. detto, cioè, guardi le partite del Cagliari, ti ho detto, sembra di guardare una partita amatoriale, cioè veramente, Esatto. cioè, i giocatori di terza categoria giocano meglio, cioè hanno un gioco più strutturato del nostro. Sì, Veramente. sembra di vedere 11 Mattia Longi giocare. Ecco, l'hai chiamato. L'hai chiamato. Eccolo là. Al compleanno del fratello, dai, entra un po'. Vai. Entra. Fai E track poi, tuo fratello. Ragazzi, io vi pongo questa domanda che prendo spunto dal commento di Roberto, un presidente di Fedinteressa che fa la succursale Inter e fa solo marketing e fare solo soldi, ma quello nemmeno bene, alle spalle dei tifosi. Lo stadio, l'argomento stadio. Io vi butto questa teoria. Faccio un po' come Adam Cadmon. Vai. Prendete quello che vi sto per dire al pari di una favola. Vi siete mai chiesti perché Giulini, nonostante sia palesissimo, che abbia ricevuto offerte, non abbia ancora venduto? La domanda, cioè, vi rispondo io, faccio come Marzullo. Vai. Negli ultimi anni il trend topic nell'ambiente Cagliari è stato la questione stadio.
che veniva usata addirittura come giustificante per non puntare all'Europa, perché se non ci abbiamo uno stadio, dove cazzo andiamo a giocare in Europa? Che secondo me è assurdo, però vabbè. Il valore di un club dipende un po' da tutto, dai giocatori, dal blasone storico della squadra e anche dall'impianto di gioco. Ha fatto i giri di Peppe, sto furbo, per cercare di pagare il meno possibile lo stadio e avercelo tra l'altro in usufrutto per 100 anni, solo a titolo del Cagliari. Le offerte che ha ricevuto Giulini non sono mai andate bene. Quindi questo cosa significa? Che nella mia visione della situazione il buon Tommasone sta facendo speculazione con il titolo sportivo del Cagliari, cercando di far lievitare il prezzo avendo uno stadio di proprietà, perché a livello attuale il Cagliari varrà, butto una cifra ipotetica, un 50-60 milioni nonostante stia in Serie B, però con uno stadio di proprietà per 100 anni è chiaro che la cifra sia destinata a lievitare. Vero. Sì, certo, quello può essere. Cioè, poi è chiaro, questa è una mia idea e potrebbe essere il vero come potrebbe essere la cosa più falsa del mondo. Però ci stiamo a rendere conto a che punto comunque siamo arrivati noi per cercare di fare queste teorie. Cioè, se uno arriva al punto di fare queste teorie vuol dire che stiamo veramente male. Ma Miro, guarda che secondo me il problema è, cioè la conseguenza di sto problema è questa, che noi abbiamo visto che Giulini a livello calcistico non ha un grosso quoziente intellettivo, ma diciamocelo chiaramente, ok, da una persona che è da mesi che sta sperimentando la vita al nord e per certe cose sono avanti anni luce, per andare tu imprenditore a spendere soldi sperando di monetizzarci sopra in Sardegna, mi dispiace, ma è un'impresa impossibile. Quindi a me, cioè, secondo me secondo me deve proprio arrendersi al fatto che lo stadio non riuscirà a farlo, ma perché? Tolto il fatto che sia anche un po' colpa sua, che ha fatto certe bravate, ma per dirvi, perché tutti dicono, ma con Cellino lo stadio si stava per fare, il suo progetto di farlo vicino all'aeroporto era fattibile, era stato approvato già quando non era presidente. Raga, Cellino è riuscito a farsi approvare il progetto, anche se non era più presidente, ma era riuscito a fare un progetto stadio che aveva una partenza imminente, perché Cellino aveva mani ovunque. Perché Cellino aveva mani ovunque e anche in Sardegna una persona del genere riuscirebbe a fare uno stadio. Giulini, che invece mi sembra tutto fuorché uno che ha le mani un po' ovunque in nero e cose del genere, non riuscirà mai a fare uno stadio a Cagliari in maniera 100% legale in tempi così brevi. Ripeto, devi essere stupido se pensi veramente che puoi far lievitare un'impresa tutta tua al 100% in Sardegna senza fondi comunali, statali, europei, eccetera. E questo è un discorso che va anche fuori la sfera calcistica. Posso aver detto stronzate perché non sono del mestiere, però il mio pensiero è anche questo. Però ti correggo solo su una cosa. Dimmi. Non è tutta sua, Attenzione, Giulini è il presidente. Il proprietario del Cagliari è la Fluorsid, da cui, se non mi ricordo male, comunque Giulini era uscito dal CDA della Fluorsid proprio perché spuntarono fuori tutte le notizie sull'inquinamento ambientale da parte della Fluorsid. Quindi non risulta nemmeno più come presidente della sua azienda, creata dal padre, se non erro. Quindi Giulini ricopre soltanto la funzione di presidente del Cagliari, che è un po' come il presidente dell'Udinese. Esiste, ma a nessuno gliene frega un cazzo. Sostanzialmente il problema è che lui è riuscito a
monopolizzare l'ambiente Cagliari rendendo proprietaria una società che comunque, volente o nolente, anche se non risulta più nel CDA, è lui che comanda, perché è la sua azienda. E in più è anche presidente del Cagliari. Quindi facendo così, nel bene o nel male, lui ci entrerà sempre. Quindi, in poche parole, stiamo una merda. Beh, sì. In parole povere. Proprio in parole Si spicciole. ritorna sempre lì. Sì, Ma Pallotta non può comprare noi anziché andare a comprarsi la Sampdoria, porca miseria. guarda, te lo dico, no. Cioè, a Roma diciamo che non sono molto contenti di quella che è stata l'era Pallotta, anche perché pure i Pallotta, vabbè che pure a Roma la questione stadio è un qualcosa di imbarazzante. Ma secondo Però me Pallotta è stato un signor presidente, i romanisti non capiscono un cazzo, sinceramente. Cioè, sulla avevi ogni seconda anno... parte ti posso dare ragione, guarda. avevi ogni anno delle robe fortissime. Adesso con sti Friedkin c'hai un allenatore che peggio di Allegri quasi. C'hai una squadra che rispetto alle Rome di Pallotta con Salana, Ingolan eccetera è una Roma da 15° posto. Ma di che cosa? Perché? Cioè, a livello di piazza anche Roma non è che sia molto migliore di Cagliari, eh. No. Cioè Roma sponda giallorossa veramente è una roba da pazzi, cioè proprio non stanno bene loro, Per secondo me. carità, a livello sportivo si sono tolti parecchie soddisfazioni con Pallotta, perché comunque sono arrivati pure in semifinale dei Champions. Scusate se poco, anche se non è un trofeo, però insomma comunque Certo, non è una cosa da poco, insomma. certo, però sono molto più amati i Friedkin e lo sarebbero stati anche senza la vittoria della Conference League. Perché Vabbè, i anche perché la Friedkin, vittoria della Conference League, Miro, insomma, ora va bene, che è un trofeo anche lì, quello, però insomma, vabbè. fidati, quando in tempo di guerra ogni buco è trincea, si dice, no? Sì, ci mancherebbe altro, sì. Intanto grazie Claudio, grazie mille. Ciao anche a te. Giustamente. Però quello che stavo dicendo è che i Friedkin sono molto più amati perché hanno avuto un approccio totalmente diverso con i tifosi. Nel senso, hanno capito la situazione e nonostante Giulini vada millantando, ma noi abbiamo avuto il Covid, i soldi, gli introiti, cazzi e mazzi, i Friedkin hanno abbassato abbastanza, per esempio, il prezzo per l'abbonamento. E questa è una cosa che ha incentivato ancora di più il tifoso romanista, coadiuvato dalla vittoria in Conference League, a fare l'abbonamento. E Anche perché mi sembra che la Roma c'ha sempre lo stadio sì, pieno praticamente, perché insomma, quindi vuol dire che c'è una buona base di abbonati, perché se no... tra abbonamento e paganti, tralasciando ovviamente l'apporto a cui la Roma si riferisce, l'apporto di persone, stiamo parlando di una città dei 2 milioni e passa di abitanti contro Chiaro. Cagliari. Però loro sono riusciti a canalizzare, a cercare di prendere quanti più tifosi possibili. Il Cagliari. Vabbè, ma Miro, ora non facciamo, secondo me non è utile paragonare eventualmente la nuova proprietà della Roma con Giulini, nel senso sono proprio due mondi completamente diversi e momenti diversi, perché comunque ora questi ci stanno, da quanto è che ci stanno a Roma? Da 2 anni, 3 anni, non mi ricordo più o meno, ma cioè Giulini è da 8 anni e mezzo, quasi 9 che è lì, ora ho perso anche il conto, per cui cioè, stiamo parlando di due situazioni completamente diverse, piazze diverse, tifosi diversi, tante ambizioni diverse, perché comunque che sia la Roma comunque è una squadra che in Italia punta, penso, di base sempre a lottare per le prime posizioni, poi magari ci riesce, magari no, però insomma comunque di base ha quel tipo di obiettivo. Non confondiamo le due questioni. Ora, io sul discorso stadio, quello che hai detto sul fatto che possa fare, cioè che possa specularci sopra e tutto, posso darti da una parte ragione, perché sicuramente una società di calcio che ha già comunque un impianto sportivo moderno, con, non lo so, centri commerciali, quindi no, una vita a sé stante e quant'altro, può essere sicuramente appetibile per un acquirente ipotetico. Però non dimentichiamoci che anche il lato sportivo
alla sua valenza, cioè nel senso una squadra che comunque gioca in Serie A ha un valore, una squadra che gioca in Serie B ne ha un altro, e eventualmente una squadra che gioca in Lega Pro ne ha un altro ancora, perché insomma di questo passo, cioè qui ragazzi veramente rischiamo di bruciarci veramente, perché io quando prima dicevo 4 punti dal terzo posto e 4 punti dal terzultimo, cioè l'ho detto non come soltanto come dato di fatto, ma proprio per il fatto che in questa cioè con questo andazzo qui veramente è già tanto se ti salvi, ed è fa capire insomma dalla misura della gravità della situazione. Per cui secondo me non so se la questione stadio Giulini la stia sfruttando per far sì che io vado un po' dietro al ragionamento che fa Nicola, cioè nel senso Nicola nel suo gruppo WhatsApp spesso e volentieri lo dice che secondo lui non è così semplice che Giulini ceda il Cagliari, a prescindere, capito, dal discorso stadio o quant'altro. Non so quanto possa realmente essere interessato a vendere il Cagliari, nonostante lo schifo che stiamo facendo e nonostante soprattutto a livello economico io credo che gli stia costando tanto quello che sta facendo a Cagliari, perché comunque volente o nolente di soldi mi pare che ce ne abbia buttati del Cagliari. E i bilanci sono chiaramente in rosso, quindi qualcosa insomma non è andato nel verso giusto. Per cui non lo so io che intenzioni ha Giurini, è indecifrabile. Cioè, e credetemi, secondo me non lo sa neanche lui cosa vuole. Cioè, perché a vederlo da fuori delle scelte che ha preso negli anni sono totalmente insensate. Cioè, capito? Al di là dell'incompetenza calcistica, cioè, sono veramente scelte insensate proprio a livello anche manageriale, a livello proprio di management, mi verrebbe da dire. Cioè, non hanno senso. Quindi non so veramente lui che scopo abbia. Cioè, sicuramente quello di rovinarci, proprio di logorarci il fegato e di farci andare dallo psicologo, dallo psichiatra. Cioè, probabilmente è quello l'obiettivo, perché allora se è quello lo dichiari, così perlomeno lo sappiamo e troviamo un senso alle innumerevoli cazzate che ha fatto negli anni, che sta continuando a fare oggi. E gli facciamo anche i complimenti perché gli sta riuscì bene, almeno quello assolutamente, assolutamente. No, ma che lo dicesse, così almeno gli facciamo anche l'applauso, perché dici, cazzo, ma sei forte, ma sei veramente forte, cazzo. Mi sta facendo impazzire, boia. Intanto Claudio, io te lo dico no. Ecco, cioè, già la parte finale, no? Dal vivo sto schifo, cioè, non è un bel modo per invogliarmi a scendere, capito? Cioè, magari scendo per andare al mare piuttosto, d'estate quando non gioca il Cagliari, non quando gioca. Io penso che a questo punto il venire in Sardegna rimarrà un sogno nel cassetto, per me. Poi, vabbè, Pietro comunque sicuramente tornerà. Giusto, Pie? E cosa è successo? Vi ho perso per un secondo. Complimenti. C'è Claudio che ha scritto: quando scendete a Cagliari per vedere fin qua c'ero, mi sono perso proprio gli ultimi 5 secondi. Che ho detto che sicuramente c'è la memoria del pesce rosso. Sì, per le festività torno, però allo stadio non ci vado. Bravo. Mi sembra giusto. Ma io comunque... Vai Andre, dimmi. No, sono d'accordo, cioè nel senso, ma io per dire, no, qui volendo nel giro di ritorno ci potrebbe essere Pisa-Cagliari, ma non andarci, Andrea, allora, a parte ragazzi è risaputo, tanto e questo purtroppo è un dato di fatto, è fattuale, che io quando vado allo stadio comunque il Cagliari perde, quindi comunque a prescindere non ci devo andare, perché l'anno scorso sono andato alla Spezia, insomma, e sapete perfettamente com'è andata, per cui, cioè, nel senso, ormai sono in pace con me stesso, lo so che non posso andare, cioè proprio c'è il cartello col divieto, tu non puoi entrare qua, come i cani al parco, cioè nel senso uguale, per cui ormai lo so che è così. Però ma a prescindere dal discorso sfiga o non sfiga, non ci andrei comunque lo stesso, cioè nel senso, perché veramente a vedere la squadra giocare cioè già una sofferenza dal divano, almeno a casa sono al calduccio, sul divano perlomeno insomma dico vabbè dai, tutto sommato non mi è andata male, cioè sono qui comodo, tranquillo, cioè se devo andare a prendermi la pioggia,
altrimenti vai con la curva, almeno li bevi, non vedi un cazzo, campi e Sì, basta. bravo, sì, esatto. Allora, se vai in curva non vedi un cazzo, cioè paghi È per non vedere molto una più sega, divertente comunque, ti cioè tirano, ci sì, è sta. molto divertente, a meno che non ti tirino le bottigliette d'acqua piena, come è Ma successo a Franchi. Ma meglio. come me? Sì, così ti... Ma Ok, Andre, dici... Andre, tu hai la Ok, va bene fortuna, in quel senso. fidati che tu hai la fortuna in inverno, se ti cadono liquidi in testa, di non prenderti un raffreddore, ok? Perché io, a differenza di voi due che sono cappellone, se d'inverno mi vado a vedere una partita con 5 gradi e mi cade un boccale di birra in testa, mi prendo raffreddore, febbre, congestione, dedotto. Tu hai la fortuna di non avere niente di tutto ciò, quindi non ti lamentare. Vai in No, no, curva e no, diverti. non mi sto lamentando, ci mancherebbe, nel senso, è solamente per dire appunto che di Sì, base certo. andrei allo stadio per vedere la partita perché mi piace comunque vederla. Poi, ovviamente, ti ho detto, se devo andare allo stadio comunque per fare casino, stare insieme, assolutamente sì. Io ti ho detto alla Spezia comunque mi sono divertito, mi ha fatto piacere tra Certo. l'altro che qualcuno sia venuto addirittura per farsi una foto con me. C'erano due ragazzi che erano iscritti al mio canale, mi hanno detto, oh Andre, ma sei te, ma sei veramente te? Insomma, quindi c'è per dirvi, no? Che cioè, alla fine, nonostante la partita di merda e quant'altro, mi è piaciuta comunque l'esperienza in sé per sé, perché mi piace comunque l'esperienza in sé per sé. Però è ovvio, sono anche un po' scaramantico, ecco, da questo punto di vista faccio un po' come Celino, tiro la lacrima, no? Hai visto Celino quando tirava le lacrime continuamente, che uno diceva, cazzo, ma è possibile che tutte le volte che lo inquadrano tira la lacrima? No, perché lui praticamente ogni minuto, ogni secondo tirava la lacrima, quindi è normale che una Vero. volta che lo inquadravano, capito? Quindi un po' scaramantico lo sono, pertanto faccio le statistiche, sono andato allo stadio 6-7 volte e abbiamo sempre perso, per cui insomma che cazzo ci vado a fare? Io pure, tutte le volte che sono andato allo stadio il Cagliari non ha sempre perso, però non ha mai vinto. Ma anche in amichevole, Miro, cioè, ma anche in amichevole. Io, allora, sono andato anche a due amichevoli, una al Sant'Elia contro una squadra spagnola, il Betis, se non mi sbaglio, quando avevano chiuso la curva nord e i distinti erano aperti soltanto la tribuna e la curva sud, che c'era, mi Ok, sembra, quella situazione di Marchetti che era appena successo ok. la cosa di Marchetti, che infatti mi ricordo che la curva nord era stata spostata praticamente in una parte dei distinti, insomma, e appunto ma lo tipo pezzo di merda, Marchetti pezzo di merda, roba del genere. E poi una volta a decimo mannu, amichevole ai tempi di Allegri, quindi Allegri era il primo anno a Cagliari, che mi ricordo benissimo, andai in panchina, io ero raccattapalle, perché mi presero dalla tribuna, ragazzi c'è qualcuno che vuole fare raccattapalle? Ho detto io, vai, vieni a fare Oddio, che raccattapalle. spettacolo! No, veramente, io ho passato il pallone con Bello. le mani a Davide Biondini, che cioè veramente che a vederlo dal vivo mi ha fatto impressione perché era veramente grosso, proprio ben piazzato. Dalla televisione non si vedeva, sembrava una mezza sega, invece a vederlo dal vivo, cazzo, era piazzatissimo. E sono andato nella panchina del Cagliari, ho detto, mister, scusi, c'è un po' d'acqua perché sto morendo di caldo. Poi se c'è, tieni. Così mi ha risposto. Ho detto, cazzo, mi è entrato nel No. cuore subito Allegri. Mi è entrato nel cuore subito. Questo non ve l'ho mai raccontato, ragazzi, ma è una cosa che mi è venuta, è un flashback che mi è venuto adesso. Che Cioè, fantastico. spettacolo! Poesia. Mi è entrato nel cuore subito Allegri. Ho detto, Max, ho pensato, Max, non so che cazzo farei con noi, ma ti voglio già bene. Perché uno mi E poi tra risponde, l'altro è bene. livornese lui. Certo, cazzo, il Sì. livornese sì, infatti mi ha risposto col Boede che nemmeno a Livorno, tra un po'. No, No, questa è fantastico. poesia. Ma comunque anche in quell'amichevole siamo riusciti a perdere, Era giusto per Ti tornare al ricordi discorso contro chi prima. era? No, non me lo ricordo, non mi ricordo. Era amichevole al decimo anno, ma non mi ricordo, si perse comunque 2-1, una cosa del genere, ma contro una rappresentativa, Eravamo all'inizio della preparazione. Mamma mia. Sì, no, perché ricordiamoci che Allegri le prime 5 partite le ha perse tutte, quindi il trend iniziò da quell'amichevole a seguire. No, Però no, abbiamo quindi capito di chi è stato il merito del Cagliari di Allegri. È stato di Andrea. Perché se sì. tu non gli avessi chiesto l'acqua, il Cagliari non Bellissimo. sarebbe andato così bene, Ok, dai, forse è vero. No, ma mi ricordo Io come se fosse ora. non capisco se mi ha spiazzato di più questo aneddoto o tu che fai l'accento di quello che chiede se c'è una cattapalle. Cioè, ti giuro che io lo sapevo che dentro di te almeno un minimo di sardità anche di fatto c'era. Ti giuro, uguale, preciso, sei stato proprio sardo spaccato, preciso identico. Vabbè, ma lui c'ha il vecio,
Vabbè, cioè, Sì. no, però ti posso dire una cosa, il Vescio ha perso l'accento, cioè lui parla in sardo, in dialetto sardo, quando parla tipo col mio zio, ma Sì. quando parla in italiano non sembra sardo, non sembra neanche toscano, perché in realtà non ha Cioè neanche ha un la accento neutro proprio. è un accento neutro, esatto, l'ha perso Sì. perché comunque qui in Toscana da quando aveva 16 anni ne ha quasi 60, quindi insomma fate poi voi i conti. Certo. Però è vero, cioè quando parla in sardo stretto, che anch'io delle volte lo Sì, capisco, sì. delle volte no. Quindi in realtà diciamo, questo essere sardo che mi cito adesso, non lo so da che cosa, non lo so, via, è Ma ti uscito giuro, da... impressionante, oh, cazzarola. No, ma me lo ricordo come se fosse ora, perché allora, quando è Allegri, non mi ricordo quando è arrivato il primo anno, ma io comunque 2008 mi avevo sa. 2008, quindi io avevo, quando avevo 16 anni, sì, forse, sì, 16 anni, avevo 16 anni, sì, ci sta, 16 anni. Mhm. Mi ricordo come se fosse ora, erano in vacanza e appunto c'era questa amichevole, entrai in tribuna e poi venne questo custode, sembrava un custode tipo di questi vecchietti che non sanno che cazzo Sì. fa, e va, ragazzi, c'è qualcuno che vuole fare raccattapalle? E io alzo la mano, io e altri tre ragazzi scappati di casa, venite, vi do i palloni, così almeno quando i giocatori ve li chiedono, voi li date. Ah, va bene, ok, è facile, dai, mi sembra facile. E io mi ricordo, come se fosse ora, palla che esce, io lo stoppo col piede con la mia classe, la do a Biondini, minchia, vedo questo capellone rosso, dico, cazzo, ma sei Biondini, cazzo, veramente, mi impressionò perché fisicamente era piazzatissimo dalla televisione, Certo. cioè, te dalla televisione Miro, ti ricordi per la Biondini, non sembrava Sì. essere una cima, minchia, ti giuro, ma mi fece un effetto assurdo, veramente, ma grosso, cazzo, ho detto, ma non è che mi verghi ora. Comunque, Intanto vabbè, Claudio aneddoti. riformula la domanda: quando scendete a Cagliari per farci uno Oh, bravo, spuntino? lo vedi che hai imparato. Vedi, basta mettere le cose in chiaro. Per uno spuntino, ora guarda, prenoto ora il volo o il traghetto. Il maialetto lo gradisco. Esatto, su Proceddu assolutamente, con un po' di foglie di mirto, un canonau, quello ci vuole sempre, ovviamente. Allora sì, allora Il cannonau per far scendere il maiale e il mirto per digerirlo. bravo, esatto, il mirto per digerire, esatto. E Pietro Mamma poi mia, si fa il top. bidet con l'icnusa da 66, dai. Minchia. Esatto. Oh, Esattamente. parla quello che si è lavato i capelli con l'icnusa quando era tornato a Nainggolan. Adesso non lo posso rifare. Adesso non lo posso rifare. Mi posso lavare l'ascella, almeno qua un po' i peli ce l'ho, però non mi pare il caso. Mamma mia. Io direi a questo punto, ragazzi, dopo 1 ora e 40 di disagio, di chiudere. Sì, dai, chiudiamo. Dai, va bene. Quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato, quindi grazie Pietro, grazie Andrea, grazie anche a Ciccio che se n'è andato, grazie a tutti voi qua in chat che avete partecipato, siete fantastici. Vi mando un bacione e tanto sicuramente ci ritroverete domani sera con i video post partita, perché Saranno gioie o smadonne, indovinate? nessuna delle due, apatia più totale ormai. Apatia, giusto, l'ennesimo pareggio, giusto, hai ragione, mi E stavo tra l'altro, scordando. come ho detto all'inizio live, perché Pietro mi sa che ancora non era arrivato, vi dico già quale sarà il risultato, che è 2-2, perché vi faccio vedere gli ultimi risultati del Cagliari. Ok. 1-1 con la Regina, 2-2 col Südtirol, 1-1 col Pisa, 2-2 col Frosinone, 1-1 col Parma e quindi Vabbè, oh, due Cagliari sarà allora me lo vado a 2-2. giocare, cazzo, Ovvio. me lo vado a giocare, almeno vinco qualcosa. Vai, Cazzo, almeno il Cagliari no, serve a qualcosa a sto punto. Che puttana, sto giro me lo gioco, perché se è così allora almeno me lo vado a guadagnare da qualche altra parte. Mi sembra giusto. E dai ragazzi, ci vediamo a domani. Buonanotte a tutti. Buonanotte.